Veneto del fare perché ci vuole pragmatismo, bisogna effettivamente avere delle idee chiare su come risolvere i problemi della regione, che sono molteplici, e soprattutto agire con una certa speditezza perché la situazione lo impone senz'altro. Prendere decisioni drastiche, anche dolorose, per uscire da un immobilismo che sta mettendo in ginocchio il territorio veneto. Da qui l'invito a fare, ad agire della lista a sostegno di Flavio Tosi. Dal suo osservatorio privilegiato, il mottense Stefano Colledan, avvocato da 25 anni, assicura che non c'è più tempo da perdere. Mai come in questo momento ritengo che sia necessario intervenire con provvedimenti forti, chiari, precisi. Bisogna fare, perché secondo noi in questi anni si è perso molto tempo. In questo periodo in cui c'è stata la crisi era necessario assumere delle decisioni forti, talvolta anche impopolari, e riteniamo che non si sia agito in questo senso. Necessari interventi su più fronti. Gli ambiti fondamentali su cui bisogna intervenire sono la sicurezza, il ripristino della legalità, che abbiamo praticamente perso, poi c'è un certo disagio sociale dovuto da una politica dell'immigrazione che senz'altro è stata gestita in maniera molto approssimativa. Bisogna agire assolutamente, secondo me, nell'ambiente, perché siamo una delle regioni più inquinate d'Europa. Io sono dell'avviso che dovremmo avere l'umiltà di comparare alcune legislazioni di altri paesi. Mi riferisco in particolar modo a paesi del nord Europa, ma anche extraeuropei, tutte quelle leggi che possono veramente funzionare.